Grazia Deledda e la sua scrittura nel centenario della pubblicazione del romanzo Canne al vento sono state al centro della Lectio Magistralis dello scrittore Marcello Fois, tenuta stamattina agli studenti del liceo classico Giorgio Asproni di Nuoro, un evento inserito nella giornata programmatica organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con la Direzione Generale della RAI e col patrocinio dell'Accademia della Crusca e dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana. La scelta di effettuare la manifestazione il 26 settembre deriva dal fatto che in questa data venne diffusa la prima notizia sulla pubblicazione delle prose della volgar lingua dell'umanista Pietro Bembo nel 1525, opera fondamentale per l'evoluzione della lingua italiana. Oggi inoltre si celebra anche la giornata europea delle lingue voluta dal Consiglio d'Europa. In 10 scuole superiori italiane, scrittori, linguisti, filosofi affrontano diversi aspetti della lingua italiana utilizzando, come fatto a Nuoro per i testi del premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, le opere di importanti scrittori italiani. La finalità della giornata programmatica è di sottolineare l'importanza della padronanza dell'italiano anche ai fini di un reale possesso ed esercizio dei diritti di cittadinanza. Oltre al contributo di esperti della lingua italiana, tutte le scuole, dalle primarie alle secondarie e secondo grado, sono state invitate a partecipare attivando dei momenti di discussione all'interno delle classi sui temi suggeriti dalla giornata. Tra questi gli errori più frequenti in italiano, i dubbi, le difficoltà a imparare e padroneggiare la lingua, il valore delle norme grammaticali dell'uso, come muta la lingua, chi decide oggi la norma linguistica, come studiare l'italiano.